Presidente, quanto sono importanti queste iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza e soprattutto qual è lo stato di salute adesso della raccolta dei rifiuti nell'Alta Marca Trevigiana? Allora, quello che prima voglio dire è che mi mancavano queste faccende e mancavano soprattutto i risultati, perché dopo ognuno di questi c'era un notevole miglioramento della raccolta e del smaltimento. Veramente la cittadinanza ha bisogno ogni tanto di essere rinfrescata e i risultati si sono visti subito. Per quello che riguarda la situazione nei nostri territori non ci sono problemi, siamo i migliori in Italia, i nostri cittadini, non parlo per me o per la Savona, i nostri cittadini sono i migliori d'Italia e lo dico senza tema di smentita. E gli ecofurbi che ogni tanto si vedono anche nella zona di San Fior, cosa possiamo fare per disincentivarli veramente? Dobbiamo tutti quanti avere il coraggio di denunciarli. Poi avete visto sui giornali che in questi giorni qua anche nella nostra zona ci sono dei banditi che raccolgono le immondizie e dopo ne fanno l'uso che non è proprio. Io direi che bisogna smettere di consegnare i rifiuti a chi non è capace di smaltirli, a chi ne approfitta dello smaltimento, a chi si arricchisce facendo del danno e del danno all'ambiente soprattutto. Sì, dobbiamo migliorarci sempre, costantemente, non siamo i primi in Italia e questo sicuramente è una gran bella cosa. Ringrazio tutti i sindaci, questa sera siamo a San Fior, che è un'eccellenza del nostro consorzio Sinistra Piave, 44 comuni, ma se siamo i primi in Italia e siamo così bravi è merito non solo dei sindaci ma anche di tutti i cittadini. Tutti i cittadini che sono responsabili, siamo un esempio non solo per la provincia di Treviso ma per tutto il Veneto e per tutta l'Italia. Dobbiamo continuare in questa direzione perché ogni tanto c'è qualche persona poco educata, definirla poco educata è sicuramente riduttivo, continuano a buttare i rifiuti lungo le strade, nei fossi e anzi un ringraziamento a tutte quelle persone che sabato alla domenica vanno a raccoglierli, come Savona stiamo organizzando, come consorzio stiamo organizzando queste raccolte, però dobbiamo riuscire a educare ancora quei pochi che danneggiano il lavoro dei tanti, che sono bravi, che sono in Sinistra Piave, sono in tutta la provincia di Treviso. Continuiamo su questa strada perché poi alla fine qualcosa bisogna pur sempre pagare perché c'è tanta gente che lavora dietro il mondo dei rifiuti, però anche è giusto ricordare che abbiamo le tariffe più basse d'Italia. Però se continuiamo in questa direzione speriamo di mantenerle così e anche magari più avanti con calma ridurle ulteriormente. Presidente, abbiamo detto questa sera che questa zona è una delle migliori d'Italia per la raccolta dei rifiuti, però che cosa ci manca? Che cosa possiamo fare ancora? Certo, siamo ai vertici delle classifiche mondiali, italiane come soprattutto in provincia di Treviso, però questi sono risultati che una volta raggiunti non vengono automaticamente consolidati, quindi l'importante è insistere su questa strada, quindi serate come queste servono proprio a questo, continuare ad informare la gente e stimolare sui risultati che sono stati raggiunti, perché torno a dire purtroppo non sono consolidati. Quindi siamo arrivati a oltre l'81% di raccolta differenziata, però abbiamo anche visto che durante il periodo del Covid, dove purtroppo serate, riunioni come queste, informazioni ai cittadini non potevamo farle, che certe percentuali magari cominciano poi a scendere. Quindi ringrazio il Comune di San Fior per la sensibilità, per aver organizzato serate come queste, siamo bravi, però dobbiamo insistere, dobbiamo continuare su questa strada. Assessore Tonetto, continuano le iniziative del Comune di San Fior a favore dell'ambiente per sensibilizzare i cittadini. Questa sera avete puntato sulla corretta raccolta dei rifiuti. Quanto c'è ancora da fare? Ma ce n'è molto da fare perché questa amministrazione ci crede molto a questa realtà, abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole, stiamo facendo dei progetti anche nel territorio per salvaguardare il territorio. Il nostro obiettivo è fare anche un progetto sulle telecamere di videosorveglianza e di inserire anche delle fototrappole perché ci teniamo molto che l'ambiente venga rispettato più possibile e andremo anche a sanzionare perché dobbiamo dare dei messaggi importanti. Siamo molto contenti perché abbiamo coinvolto anche i ragazzi delle scuole, il CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi, i quali nella giornata del 5 giugno, dove c'è la giornata nazionale dell'ambiente, abbiamo coinvolti, loro questa sera presenteranno uno schema di domande ai 3 presidenti e sono molto attenti all'ambiente anche loro e da bambini si incomincia a seminare nel territorio e anche le persone adulte.